dell'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte e quando s'affaccio balcone vetenemente ment'annacquata e rosa vi ammiro di rimpetto. Signor, che bella cosa quando stendite calza e reggimento. Vostro marito Cosimo Pellecchia è veramente un uomo fortunato, che bella mogliettina si è trovata, con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? Oh, coraggio porta, non marite che l'età. Certo, la vita è dura in ogni cuore, ci sono dei momenti di dolore e tutti i giorni proprio sulla va arriva qualche d'uno e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. Oh, coraggio porta, non marite e che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimpellate la chitarra, per questo prendete lezioni ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno è davvero un gran diletto. Però, vostro marito, che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato Cosimo Pellecchia, oltre al riposo non pretende niente. Si fa un'oretta a letto allegramente, mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va, chi ve lo dà, chi ve lo dà. Oh, coraggio supporta, non marite che l'età. Certo, la vita è dura in ogni cuore, ci sono dei momenti di dolore e tutti i giorni proprio sulla va arriva un professore e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. Oh, coraggio supporta, non marite e che l'età. Signor, un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatevi solo un gesto e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. Oh, coraggio supporta, non marite